ritorna in campo 4 giorni dopo in condizioni completamente diverse, ma con la stessa fame, la stessa voglia di portare a casa i 3 punti. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, ben trovati da Francesco Cammuca allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo per il proseguo della sfida tra Parma Valle Unitas Sciacca, 19ª giornata del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Poi Cervello torna su di lui, sradica il pallone dai piedi, il servizio per la conclusione che rimane lì, poi in qualche modo Passero riesce a servire Torres, conclusione di Torres, la mette in calcio d'angolo che bacia per primo tiro della partita, considerando anche sabato. La palla nel cuore dell'area, prova a staccare Torres ma viene anticipato, poi allontana Calfano e El Amraoui riapre per il tentativo ancora Keba sul tiro che è arrivato dalla destra, so visto bene Passero. Qui intanto la palla recuperata da Camara che prova ad andare in verticale, colpo di testa di cervello, prova ad arrivare comunque Margaritini inseguito da Sanchez, non si accontenta del fallo laterale, l'attaccante dell'Unitas che scarta e mette in mezzo e ha andato a terra Calfano e poi conclusione ribattuta, calcio d'angolo ma anche episodio d'uomo viola che sta giocando da difensore in libera uscita, va spesso a pressare, cerca anche di dare una mano in fase offensiva. Intanto El Amraoui si mastica letteralmente il pallone bloccato da Keba. Nacori fermato, Passero scambia con Martinez, si è sganciato Russo, Passero prosegue, poi Martinez vede la corsa di Torres, in area Torres, sterzata, sinistro, Keba e poi la rete dell'1-0, dovrebbe essere stato Passero a metterla in rete, la sblocca la Parmaval, tutta la panchina ad abbracciare Dino Passero per il gol dell'1-0. Tutti in area al limite quasi, la battuta africano, secondo palo Jammeh, ha colpito lui per ultimo dopo l'intervento di Sanchez da parte di Torres, poi alimenta ancora l'azione di Mercurio, Caternicchio con questa palla messa dentro, Fricano non arriva, arriva invece la conclusione di Margaritini, la sbuccia Chimento e il pareggio dell'Unitas, minuto 68, metà esatta del secondo tempo. Avevo detto Margheritini fin qui non è stato un fattore, lo diventa all'improvviso con la rete dell'1-1. Caternicchia adesso prova a sfruttare l'onda lunga del gol appena fatto l'Unitas, l'entrata di Torres e secondo giallo per Torres, in 10 la Parmaval e in un minuto cambia tutto lo scenario della partita, in 10 padroni di casa. Occhio al calcio di punizione, Camara sul punto di battuta, una palla tesa in mezzo, colpo di testa che non arriva, poi il tocco di Cari, questa volta Chimento è bravissimo. Lancio sulla destra dove c'è Margaritini, controllo, lo attende Cervello, lo salta Margaritini che può andare, pallone in mezzo verso Cari e verso Erbini, di testa Follari, arriva Camara che carica il sinistro, palla fuori. È cambiato intanto il vento mentre qui Martinez può approfittare del buco difensivo dell'Unitas. Corre Martinez, inseguito da Caternicchia, va Martinez, sinistro a giro, che va! Ma cosa ha preso? Calcio d'angolo! Fricano la spazza, però prova a renderla utile per Erbini. C'è l'anticipo sbagliato da Follari e allora può correre Erbini, inseguito dagli avversari. Erbini in area, arriva Sanchez, Erbini sbilanciato, calcio di rigore per l'Unitas e cartellino rosso per Sanchez. Hamza Cari che prende la rincorsa davanti a Chimento, fischia l'arbitro, la rincorsa di Hamza Cari, il sinistro fuori, è fuori il tiro di Cari, si rimane 1-1. Incredibile, al Franco Lo Monaco sta succedendo di tutto. Erbini, ancora la corsa di Fricano che praticamente sul fondo lo attende Piscopo, palla in mezzo, Caternicchia in area, Caternicchia a destro, il salvataggio, la palla rimane lì, e l'intervento di Chimento, poi Cari, salvataggio Cari alto, incredibile ancora, 4 volte, ad un passo dal gol vittoria l'Unitas. Va a battere con le mani Piscopo e l'arbitro fischia 3 volte, è finita la partita e la Parmaval porta a casa un punto tutto cuore contro l'Unitas Sciacca che era andato sotto, aveva ripreso la partita, ha avuto
tantissime opportunità per vincerla, ma alla fine un punto a testa, e va detto, forse è più giusto così.